arriva chi sta, può tirare, lo fa, fuori di corsa. Amici belli, no, Insigne, che poi, no, ma questo poi è esclusiva, non posso manco far sentire, no, perché sto cercando di capire che cosa è successo. Risulta tristi, venite a me, abbiamo vinto, che fa? Tiro alto sopra la trave. No, non posso proprio farlo. È il commento che vi devo dire. Visto che ero in chiesa a suonare, ero in chiesa ero santo, santissimo. Non si bestemmia, ma mi dicono, mi fanno sapere, mi intuisco, perché ho visto un pochino, sentito un pochino per radio, un po', insomma ragazzi, io avevo detto, e lo dico proprio chiaramente, voi ci potete credere o meno, che era una partita non dico da 0-0, da 1-1, insomma era un pareggio per me, era un pareggio sta partita. E quando a fine, insomma quasi a fine gig della chiesa, così leggo l'errore di Insigne dal dischetto, a proposito, me lo dite voi nei commenti, come l'ha tirato, che ancora non ho visto manco gli highlights, l'ha tirato di nuovo a incrociare, perché noi glielo stiamo dicendo, allora sì, lo stai tirando un po' più forte, un po' più difficile per i portieri, anche se lo intuiscono, ma se lo tiri sempre di là, quindi fatemi sapere, perché non lo so, la tirate sempre di là? O ha cambiato lato e quindi ha sbagliato perché è meno sicuro? Se la tirate sempre di là, non so niente. Non si può commentare una partita, ma si può commentare il risultato. Il risultato si può commentare la formazione, che oramai è standard. Abbiamo capito che questi sono bene o male i titolari, con questa cosa di Mertens che mo ci fa... però è stato sostituito Mertens. Ha giocato male Mertens? Chiedo, non lo so, perché la sostituzione... metti Zielinski, magari vuol dire che ha giocato male, non lo so. Chiediamo a Spalletti. Ci sarà la conferenza di Spalletti? Io mo faccio una corsa, devo andare a suonare. Però se voi rimanete tuned, se voi rimanete sempre sintonizzati, io può essere pure che vado live così dal telefonino, appena raggiungo l'altro posto dove devo andare, che devo farmi un po' di macchina, visto che c'è un po' di tempo a disposizione, mi raccontate voi la partita. L'abbiamo fatto altre volte, si può fare. Fabiano lo accompagniamo in braccio, evitiamo di accompagnare in braccio, poi certe cessioni avverranno, ma in braccio io ho paura che non è il caso di accompagnarli in braccio, quelli che dobbiamo cedere, perché poi dopo ci rimaniamo male quando poi vanno in un'altra squadra e vincono tutto. Dobbiamo fare gli esempi, non credo ci sia bisogno. Hamsik e Manolas, quasi Milik pure, che comunque ha fatto un sacco di gol, e Jorginho e Albiol, e li accompagniamo tutti in braccio e poi vincono sempre fuori da Napoli. Bene aver vinto, benissimo, perché a me interessa il terzo posto, e l'idea che fossero già in vacanza mi stava uccidendo, mi uccideva mentalmente, mi uccide fisicamente, mi uccide socialmente. Non si va in vacanza, non si può andare in vacanza, anzi, adesso c'è la questione Genoa e Spezia, perché mi faceva riflettere Guido Gentili. Adesso siamo noi a poter dare una mano alla Salernitana, guardate che cosa assurda, che Kill ci dicevano, Vesuvio, eccetera, eccetera. Vediamo che succede, perché il Genoa che vince ieri con la Juventus è clamoroso, ma rimane attaccato a quel treno, e adesso siamo noi che dobbiamo dare la mazzata finale o farli risorgere. Sappiamo, la Juventus è caduta, non possiamo permetterci di cadere, vogliamo essere noi arbitri per una volta, invece di aspettare gli altri che ci devono dare una mano, siamo noi arbitri del destino della retrocessione. Sarebbe una cosa carina, perché mo ci siamo messi davanti, adesso basterebbe vincere la prossima e non ci prendono più. È bello. E poi andiamo in vacanza, dopo facciamo la passarella dello staff, facciamo giocare a Zanoli tutta la partita, richiamiamo Gaetano a Volo che è stato promosso con la Cremonese, lo facciamo giocare e facciamo una serie di riflessioni. Ma piove, domani andiamo live, però domani andiamo live da casa, mo vediamo se riesco ad andare live anche da telefonino, non lo so, da New York Valerio Fluido è tutto, perché il che fare aumenta semprissimo,
Forza Napoli sempre, al di là del risultato, però è meglio che hanno vissuto, mi fa più piacere. E al di là della prestazione, che adesso magari me la rivedo, vedo qualche highlights, qualche cosa, Osimhen dice che ha giocato bene, comunque anche senza segnare, è piaciuto Zan, i movimenti, le cose, la difesa, come si è comportata, non si sa, so solo un miracolo di Ospina nel primo tempo che Belotti stava segnando e si è fatto male, che si fa male sempre, ma niente di grave. Da New York abbiamo detto già, sì, fatemi sapere voi nei commenti, perché che vi posso dire.